Al Palanieli di Bergamo andava in scena la sfida della nona giornata di ritorno che metteva di fronte, in un sentitissimo derby lombardo, le padrone di casa della Zanetti contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia. 3 punti in palio importantissimi per la classifica di entrambe le compagini, con le orobiche reduci dalla grande vittoria esterna di Perugia e le leonesse dalla sconfitta di Chieri. Al termine di una partita combattuta, a vincere 3-1 sono le orobiche, con i parziali di 25-23, 23-25, 25-23 e 25-21. Coach Turino opta per il sestetto formato dalla diagonale Valentin Lanier, Capitan Loda ed Enright in posto 4, Mio Bertolo e Dumancic al centro, con libero Fersino. Risponde coach Micoli, grande ex della partita, con Bekis in cabina di regia, Nicoletti opposto, Svetnic e Jasper in posto 4, Berti e Botezat al centro e libero Parlangeli. L'equilibrio iniziale regna sovrano con tanta tensione da entrambi gli schieramenti. Le bresciane tengono la testa avanti fino al 20-21, quando Bergamo trova il break decisivo sul 24-22 e chiude alla seconda palla set 25-23. Seconda frazione con le leonesse subito davanti 3-0, ma le orobiche colmano lo svantaggio sul 10 pari, dove Micoli inserisce la tedesca Hippe al posto di Nicoletti nel suo vero ruolo da opposto. La neoentrata trascina le sue fino al 24-21 e alla terza palla set chiude Brescia 23-25 rimettendo tutto in parità. Terzo set combattutissimo con scambi bellissimi di entrambe le parti. Sul finale Vegli e compagnie recuperano dal 20-18 al 20-21, ma sul più bello sale in cattedra Stephanie Wright con 3 punti consecutivi personali che regalano il 2-1 sul 25-23. Quarto parziale con la portoricana in right ancora sugli scudi, mentre Valentin lascia spazio a Vittoria Prandi. Dalla parte opposta Micoli le prova tutte e trova risposte nella panchina dalle neoentrati Bridi e Nicoletti, che riportano Brescia sopra dal 14-12 al 14-16. Ma sul finale il muro robico fa la differenza e chiude Mio Bertolo per il definitivo 25-21. 3 punti fondamentali per la Zanetti, che sale a quota 20, con MVP Eleonora Fersino e 19 punti personali per il capitano Loda e Kalia Lanier. Per la Banca Valsabbina Millennium Brescia ancora tanti rimpianti per aver giocato alla pari, ma uscire dal campo a mani vuote. Per noi questo era un match davvero importante e è da tanti giorni che lo preparavamo, cercavamo in palestra di prepararlo al meglio sia tatticamente che in campo e siamo contenti della vittoria. E un po' di rammarico perché comunque potevamo finire prima il match, però comunque siamo contenti e bravi noi.